Noi qui siamo oggi non per richiedere rivendicazioni salariali, ma siamo qui perché vogliamo che questo gruppo, il gruppo Enel, resti un'impresa nel territorio, che investe nel territorio, non si trasformi in quella che è la missione che abbiamo visto adempiere in questi ultimi tempi, quella di diventare un'impresa finanziaria. Lo sciopero nazionale del settore elettrico, proclamato dai sindacati dopo il fallimento dei tentativi di dialogo con Enel, è stato accompagnato a Venezia da un presidio in Campo San Maurizio, a pochi passi dalla prefettura, dove è stata accolta una delegazione di rappresentanti dei lavoratori. Abbiamo chiesto al prefetto di intervenire rispetto al governo proprio per la funzione che svolge e far presente qual è oggi la responsabilità che ha questo governo e questa azienda rispetto al futuro del paese, rispetto alla transizione energetica, alla declinazione degli investimenti e sulle modalità con cui si intende fare questi investimenti e non applicando meramente dinamiche di appalti, di catene di appalti e di subappalti. Per i sindacati la nuova politica aziendale tende a massimizzare i profitti a spese dei dipendenti e della qualità dei servizi, aumento dei carichi di lavoro, nessuna assunzione in vista, riduzione dell'utilizzo dello smart working, esternalizzazione di buona parte delle attività elettriche. L'Enel è un grande patrimonio industriale del paese, un'azienda di Stato che dovrebbe preoccuparsi della transizione energetica, invece ha diminuito gli investimenti, sta passando da 5,5 miliardi a 2,9, sta diminuendo i livelli occupazionali, aveva un impegno con le organizzazioni sindacali di assumere 3.000 persone, le sta assumendo 2.500.